Buonasera a tutti ragazzi, quindi fa freddino, ma nonostante ciò insalata per tutti, quindi qui c'è sempre caos al finale, quindi stasera si sente un po' di aria, un po' diciamo freddina, ma gelida, quindi sta arrivando il famoso freddo, quindi stasera la temperatura non dico che sia proprio freddo freddo, però un po' di gelo incomincia, diciamo. Ciao Anto. Allora a Catania che tempo fa? Qua stasera si sente un po' di freddino, non dico proprio forte, però si sente che la temperatura è abbassata un poco, quindi almeno qua al terzo piano, secondo me, fa questo effetto qui. In Coronata invece sta bene, quindi sta nel suo, quindi ah, piove, ma si sapeva che anche in Sicilia sarebbe arrivata. Buonasera, incoronata. Quindi si sapeva che i ragazzi insalata go go qui. Quindi stasera c'è casino giù, insalata proprio a go go. Buonasera, grazie. I ragazzi che urlano giù non si capisce niente qua, quindi basta insalata. Quindi vedete, insalata per tutti. Allora, signora Grazia, cosa avete mangiato di buono? Insalata? Quale insalata? La schiacciata, faccia mia, Antonio, ti sei proprio schiacciata, hai fatto bene, quindi schiaccia sempre di più. Quindi tanti auguri al nostro amico Francesco che oggi fa 51 anni, quindi tantissimi auguri, ti stai facendo vecchiarillo fra. Quindi oggi ha spento la candelina di 51, quindi si sta facendo più brizzolato. Quindi ho visto che stava festeggiando con una bella torta. La signora aveva 19, Anto, dai, scherzava. No, no, ha 51 anni, no 19, e non è di Pisa, Anto. Qua siamo un po' tutti, diciamo, facciamo tutti degli scherzi, quindi no. Troppa erba, ragazzi, qui fa male, vedete, effetti collaterali, proprio effetti pesanti. Non ce la faccio, ragazzi, vabbè, stasera è movimentata qua un po'. Mi sa che visto che fa freddo sta sotto a piomone. Sì, sì, ha fatto la torta, ho visto 51. Ma una fetta di torta poteva, una fettina poteva mandarmela. Buonanotte, domani mattina si lavora ancora per fortuna. E dai, Marina. Buonanotte pure a te, Marina. Quindi si va a letto prestino, diciamo. Forse domani mattina presto al lavoro, tosta in giro. Quindi anche la nostra incoronata. Allora, oggi era 662 in Campania, in Sicilia la metà, quindi stiamo più o meno sempre lì a finale. Quindi diciamo che speriamo bene. Oggi stai di festa, lo so, oggi hai riposato, non è divertito, quindi oggi relax. Ah, anche la signora Grazia è felice, quindi si è abbassata la temperatura e è arrivata la pioggia, vedi? Quindi finalmente anche da voi è arrivato un po' di freschetto. No, pure qua veramente stasera si sente un po' di freddo, la verità, eh. Sì, sì, Anto, pure qua, guarda, io non sono abituato al freddo, lo resisto bene, però stasera stare qui e ho la maglietta stasera, cosa strana per me. Sento le braccia un pochino freschette, quindi non è che sia nulla di che, però sto coperta, no, ne vedi, mezze maniche. Ma non lo so,
L'ha presa di festa, boh. Secondo me Avvocatella starà sotto le coperte, non lo so. Ciao, Grazia. Tutto bene? Quindi la banda di pazzi, io sto sempre a pantaloncini. Esci Avvocatella, vai. Ma non lo so, ho detto guarda, vado in live, non lo so, ancora non è arrivato, boh. Francesco, però forse Francesco sta festeggiando, quindi è anche giusto. Tutto bene, mi fa piacere. Quindi a Caserta che tempo fa? Piove, c'è freddo, qui fa un po' freschetto, la verità, eh. Non dico che fa freddo freddo, però un po' si è abbassata la temperatura. No, Anto, io sto a pantaloni lunghi e sì, sì, aveva. Allora mi ha mandato una foto poco fa con la torta con 51 scritto, quindi starà festeggiando sicuramente. Quindi mo si sta scazzando, quindi una bella torta ho visto. Quindi secondo me mo si farà male. Mo le temperature si abbassano, finiscono le zanzare, dai. Sì, sì, oggi il nostro amico Francesco fa 51 anni. Se stava in vecchiaria. Veramente io a febbraio ne faccio 45, già sto pensando a me, io mo. Vabbè, l'anno prossimo comunque. Quindi sono ancora giovanotti, ah. Beato noi. No, io già sto pensando che il 14 di febbraio faccio 45 già, mamma mia. Però la testa è rimasta a 18 anni fortunatamente, quindi il lato buono ci sta. I ragazzi proprio insalata a gogo stasera qua è festa proprio. Che cazzo di... Momacid. Allora domani mattina non dimenticarti, in corona. La zia 100 anni, salute, beata lei. Guarda, firma adesso, grazie per arrivare a 100 firma mo. Dove si deve firmare? Firma mo. Però 100 anni vorrei arrivare in perfetta salute, però. La signora avvocatella, la sua nuova amica lo sta facendo proprio male. Allora, Antonio, ci stanno i ragazzi giù che fanno baldoria. Sa che qui si usa molto, mangiano molto insalate i ragazzi giù, quindi fra insalate, insalatine, quindi si divertono a modo loro, quindi capisci? Quindi stasera c'è un po' di caos nei cortili giù. Di solito i guaglioni sono erbivori. Non abbiamo questa moda, è buono per te, guarda, qua purtroppo la moda questa non è mai scomparsa qua. Sì, 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 si tengono in forma, sì, sono ragazzi che amano insalate, robe così per stare in forma proprio. Stanno poco. Secondo me tra poco, Grazia, avranno le visioni mistiche tra poco, quindi secondo me fra poco cominciano. Senti, se avranno qualche visione, vabbè, questo non è nulla, eh. Un poco, un poco troppo, vabbè, questo è il bello della diretta, vedi? Non sai mai che cosa succede al finale. Quindi la live sono allegri e ci credo, grazie, stanno con la testa boom, boom, boom. Damano poco, quindi un po' sotto pressione. Quindi, e chi è che non sarebbe allegro, mo? Il signor Alfonso è desiderato in segreteria, si prega di uscire da Val di Susa. Secondo me questa nuova compagna di Alfonso lo avrà fatto molto maluccio, sono convinto, eh. Sono preoccupato, sono preoccupatissimo, guarda.
sono quasi 10 giorni che non lo sentiamo più. Siamo sempre malpensanti a finale. Sì, sì, il corona è pazzesco, eh. La signora l'avrà chiuso in casa, secondo me si sta mantenendo vicino alle sbarre e la signora lo tira coi piedi, sono convinto. Tipo quelle cose per dire a do fuio. Secondo me Alfonso vuole uscire fuori e la signora lo tira con i piedi. Difficile, Antonio, perché diciamo siamo quasi tutti, non dico grossi, ma più o meno. Il più giovane sono io, guarda, eh. La signora Grazia ha 10 anni. No, guarda. In mezzo a noi, Antonio, sei tu il più giovane. Il più giovane sono io, che ho 44, quindi gli altri sono più grandi di me. Quindi diciamo che sei capitato in un club di fascia medio-alta, va. La signora incoronata... Quanti anni hai incoronata? Tu 12? La signora avvocatella esca fuori. Dai, stasera non vogliono uscire nessuno pure fuori. Oggi tutti quanti volevano fare la live, stava un certo che era Putin. E poi bravo, non si domanda l'età, non è educato. Sono in fase di svezzamento. Ah, scusa. Ma domani non dimenticarti, in corona, quando arrivi sul posto di lavoro, inseriscilo e lo togli quando vai via. Quindi non lo dimenticare poi, eh. Sto pensando ancora a quella cosa io. È rimasto nella storia, ma i ragazzi proprio pazza gioia stasera, va, va. Ah, si inserisce da solo. Ah, ok. Ma cosa avete mangiato di buono? Dai, stasera. Allora, la signora Grazia però la siciliana. Cosa hai mangiato di buono, Grazia? O pesce o verdure, questo è poco ma sicuro. La signora invece di Caserta cosa ha mangiato di buono? Quindi il latta Grazia. Quindi la signora Vastano. Alla prima calata. Ma guarda, quella è... Quando uno si abbassa la vita poi è infame. Bisogna fare attenzione ad abbassarsi. Quindi fresella, quindi una bella frisella con pomodoro, sta roba così più o meno. Io invece stasera sono andato bene, sono andato da mamma e come faccio tutte le sere e mamma, io non ci... Coronata fa la dieta la sera, bah, non so come fa. Io sono andato da mamma e mi ha dato la zucca arrostita con le melenzane e zucchine arrostite. E quindi ho cenato con quello che mi ha dato mamma, che mi aveva dato anche 2 coscette di pollo, quindi ho avuto il pranzo già fatto e buono. Babbo, che hai mangiato? Fagiolini freschi e spigola, quindi ti sei trattata, dai, grazie. Proprio grazie fa la cura del pesce veramente, pesce e verdure. Secondo me tra poco ti escono le squame, o le squame o le branchie, una cosa ti esce a te. Io invece incomincerò a volare dalla finestra, prendo il volo a tipo pollo. Non ce la posso fare. Eufrasia, domani pasta e ceci, allora in Corona. A me piace molto lagane e ceci, tipo le paciocche, quella pasta diciamo un po' schiacciata. Quella è ottima, quindi pasta e ceci mi piace. Noi chiamiamo qua lagane e ceci. No, la signora non lavora più. Ha terminato di
Io pesto al pistacchio domani. Grazie, ti tratti. Vabbè, domani comunque al lavoro, no, grazie. Poi le puzzette, vabbè, Anto, non siamo perfetti, eh. Mica siamo... quello che mangi, quello sei. Tutte e due squame bianchi, imparerò a nuotare solo sott'acqua. Sì, sì, secondo me diventi una sirena tu. Metà donna, metà... Ah, stai in ferie, quindi vabbè, allora stai a posto. No, le lagane con le fave bianche. No, qua invece è molto usato fare ceci, pasta e ceci, però buttiamo le lagane. A me piace moltissimo, la verità. E signora Eufrazia, voi che intenzioni avete invece? Cosa avete mangiato stasera di buono e che cosa avete intenzione poi di fare domani? Quindi io stasera zucca arrostita, verdure arrostite e pollo. Ma voi come vi siete conosciuti? Allora, noi stiamo qui su YouTube, perlomeno io sono qui dal 2000. Sì, sì, no, le tripoline, poi ti mando una foto, ti faccio vedere quale sono. È una pasta tipo schiacciata. Le pettole, sì, sì, grazie. Ci siamo conosciuti su YouTube, tutti quanti. Quindi io sto qui dal 2007, poi negli ultimi 2 o 3 anni ho conosciuto Incoronata, Grazia e tutte queste signore che tu vedi e tutti questi amici, quindi ho raggiunto 78.000 iscritti, però in realtà a finale siamo una 20-30 persone che poi la sera si mettono e ci mettiamo a dire che fai, che non fai, queste cose qua. Quindi ecco come ci siamo conosciuti. Quindi con qualcuno ha il numero di telefono pure. Quindi diciamo che solo con qualcuno stretto stretto ho i numeri di telefono. Quindi mi sento anche al di fuori di YouTube. Però no con tutti, eh. Con questi qua più stretti, diciamo. Quindi ci siamo conosciuti qua. Annarella. Guarda, incoronata, oggi ci stava, è tornata comunque, l'ho vista. Oggi si è registrata di nuovo Donna Francisca, quindi è arrivata di nuovo, quindi è in giro, lo so. Quindi diciamo che è presente, ragazzi, quindi non pensate che non ci sia. È capace anche che mi sta ascoltando, quindi è capace che perché oggi ha commentato ed è lei, quindi ma io ripeto, finché non dà nessun fastidio, parla, scrive normale, io non ho motivo di bloccare nessuno, quindi è stata bloccata perché dava fastidio. Tutti quanti la ricordiamo con molto. Io quanti anni posso avere? Zucca, salsiccia, puntate saltate, fazze. Ti sei scassato, Eufrasia? Allora, io secondo te posso avere 18 anni, no? Non credo, quindi diciamo che io 44, vabbè, mi riporto così così, va? Però ho 44 anni. No, fidati, sono tutti grandi. Al finale siamo tutti grandi, Antonio. Sei il più piccolo sei tu. Siamo tutti dei tardoni, come dico io. Quindi il più giovane ho detto sono io, quindi non domandare l'età alle signore è brutto, però ti posso dire che io sono il più giovane, quindi sono più grandi di me le altre, quindi, quindi basta così, no? Se io dico che sono il più giovane, quindi gli altri saranno più grandi. Anzi, veramente, mamma, che fulmine che ha fatto, hai visto? No? Ha fatto proprio un fulmine proprio. Ho mangiato poco per la gioia. Hai fatto male, in dovevo fare nel 2010. Io pare che qua secondo me si mette un'altra volta a maltempo.
Hai visto? In Corona ha fatto proprio un flash proprio di fronte a noi proprio. Bah, speriamo che non viene più per un'altra volta che è deprimente. Secondo me Avvocatella, secondo me sarà scesa direttamente nel piumone, proprio si è affondata. Poi domani mattina scrive mi sono addormentata. Come scrive nelle live, poi dopo scrive mi sono addormentata. Quindi speriamo che... Comunque ragazzi, Donna Francisca è tra di noi, quindi aspettiamoci la sua visita. Quindi vabbè, vorrei vedere a noi a 18 anni. Guarda, ti posso assicurare, uguale adesso Antonio, ma molto molto più giovane. Però non è cambiato nulla, fidati. La stessa faccia molto molto più magra e molto più magro, ma uguale. Però erano bei tempi. Si mangiava e non si ingrassava all'epoca, quindi stava proprio bello. Ma beato a te che hai 18 anni. Sì, tanto, io ti dico una cosa, io a quest'ora qua, sinceramente parlando, stavo minimo in strada già da 2 ore, con due belle ragazze e andavo girando per la lungomare di Salerno, quindi, ma fai la stessa cosa, fratello caro, che è la miglior cosa. Come diciamo noi qua a sud, il lasciato è perso, quindi non buttare la tua gioventù, ma divertiti, va. Poi quando sei grande poi non lo puoi fare più, quindi fallo mo. Sta a sentire a uno del sud come te. Quindi divertiti per mo. Quando sei grande, mamma mia, bella e che fulmine che hai fatto, stasera è una brutta serata. Quindi piglia una bionda, innamora e vai, va, fratello. E poi, vabbè, non te lo devo dire io, poi. Fai biondo e moro, oppure fai biondo e scuro, non lo so, poi i gusti sono gusti. Tiri domani mattina, bello, fresco e tosto e buonanotte. Se non lo fai adesso, quando lo fai? Quando, quando le forze mancano. Ancora no. Grazie, tu lo sai che noi siamo molto molto spontanei, diciamo. Vabbè, lo stiamo indirizzando bene comunque, dai, non è che stiamo dicendo qualcosa di male. E questo, come ha detto Incoronato, lo svezzamento. Che cos'è lo svezzamento? È questo. Lo svezzamento è proprio svezzare una persona, quindi darla una mano. Io non ho tutti questi grandi amici, quelli giusti. E Antonio, appunto, devi fare amicizia perché devi inserirti nelle amicizie. Ah, devo guardarla, non ho visto perché stavo da mamma, dopo la vedo, quindi quando avevi 19 anni, quindi dopo la vedo, dai. Io sono arrivato da mamma da poco che ho perso un po' di tempo lì, infatti sono partito con 4 minuti di ritardi. È grande. Incoronata sempre molto docile, molto alle 6:30. Ma non è vero, incoronata, perché vuoi dire queste cose? Guarda. Ma com'è? Allora io sono extraterrestre allora. Personalmente incoronata a me alle 6:30 non si è mai messo, quindi fortunatamente faccio corna, non è capitato. Buonanotte Michela, anzi buonasera, dai, non è ancora notte notte. Ancora no. Oh, allora alle 6:30 ancora no, ci mancherà ancora tempo, quindi faccio corna proprio. Ah, mo sì, quindi... no, tu hai detto fra pochi anni, quindi... Ho detto se quello a 18 anni fra pochi anni, allora io sto condannato. No, vado 44 fino a 70 anni, mi accontento comunque. Fino a 70 anni va bene, eh. Poi a 70 anni, mamma mia, andiamo dal dottore poi.
Che teste che abbiamo, eh. Poi vado dal dottore, vado. Antonio, escilo. Anto, devi fare amicizie, quindi questo devi fare. Quindi comincia a fare amicizie con ragazze e ragazzi, fai un gruppo, una comitiva. Lo so che non è il periodo a causa del Covid, però non devi stare a casa, quindi non stare a casa. A casa, semmai, neanche le ragazze ci stanno a casa di questi tempi, quindi esci, divertiti. Poi tu abiti in Sicilia, è una bella città pure, quindi ha voglia. Poi la Sicilia, le siciliane, dai, oh. Le siciliane sono tutto dopo se no ogni volta mi fanno la graziata qua. Sono tutte belle calde, va, diciamo così, sono di fuoco. Quindi dai, mi meraviglio di te, abiti in una bella isola. Poi, diciamo, sono tutte del sud, quindi sono tutte donne che sanno vedere il lato bello, il lato brutto, quindi conoscono la povertà, conoscono i soldi, quindi buonanotte Antonio, buonanotte. No, no, non credo, no. Ma comunque non è una cosa offensiva, è una cosa perché a volte pure con mia nipote dico la stessa cosa, eh. Quindi anche ai miei nipoti dico uscite, fate amicizie, perché è così. Perché devono essere, come diciamo noi qua a sud, figli di Indrocchio, come diciamo noi, quindi devono essere belli svegli, perché fuori ci sta il lupo cattivo, se no, quindi devono fare esperienze fuori. No, ma figurati ancora no, ma guarda, è la cosa più giusta, sai perché? Se lui ha veramente 18 anni, noi non lo sappiamo, però è anche giusto dire la verità, quindi si trova a disagio in mezzo a noi perché è molto giovane, quindi lo capisco pure, però noi abbiamo detto che siamo tutti grandi, quindi se vuole stare, sta con noi e va bene, però se cerca un consiglio, uno gli dice la verità. Quindi anche io ai miei nipoti dico la stessa. Mio nipote pure c'ha 18-19 anni e dico devi uscire, non devi stare a casa a fare il pantofolaio, esci con le ragazze, fai così. No, sì, ma figurati, ancora no, eh. Poi dobbiamo sempre vedere se veramente ha 18 anni oppure no, eh. Però è giusto dire la verità, perché al finale questi ragazzi che stanno a casa devono svegliarsi un pochino. Lo dico a mio nipote, io esci, vai, gira, esci con le ragazze, fai qualche cosa, ma non stare a casa a fare la PlayStation, queste cose così, no, no, ma sveglia ti faccio io, quindi è una cosa normale che direi a tutti i ragazzi di 18-20 anni, no? E li vedi tutti attaccati, tutti attaccati alla PS4, PS3, ma no, ma uscite fuori e divertitevi, dai. Alla nostra età era difficile, ci divertivamo con nulla. Adesso loro hanno tutto e non si divertono, quindi la signora Annarella allora si chiama Francisca. Quindi oggi si è registrata col nome di Donna Francisca. Però non è entrata in chat, quindi forse sta ascoltando, non lo so. La signora avvocatella l'abbiamo persa. Secondo me avvocatella veramente ha preso sonno. Francesco, vabbè, sta festeggiando, quindi... Eh sì, ogni tanto entra qualcuno. Gennarino e Fortunello, eh. Non lo so, non ho chiesto più a Eva, però non mi ha chiamato più se hanno fatto altre ore. Devo domandare le sfizi, se no quella mi chiamava. Secondo me è andata male la situazione, se no quella mi chiamava e diceva sta covando, sta facendo. Sì, sì, mi avrebbe chiamato. Secondo me mio nipote ha dato troppo fastidio a quella
a quel diamantino e quindi non ha covato le uova, credo. Diciamo che andava troppo vicino alla gabbia. Ho visto ogni volta che andava a guardare, ogni volta andava a guardare. Secondo me si è messa paura. No, ma Michela Giordano è nuova, quindi non la può conoscere, no. Poi la signora Anna manca dal canale da parecchio tempo, eh. Comunque a buttare, secondo me, incoronata quando manca? Da molto. Vedi, ha fatto un altro bel lampo di... Manca secondo me da 3-4 mesi comunque sul canale. Anche se qualche volta è entrata in forma anonima, però non ha scritto cose particolari o cose, però sapevamo che era lei. Ad esempio, l'ultima volta... No, non credo, no. L'ultima volta si chiamava Donna Francisca come la serie TV. Ma secondo me sì, grazie. Da come si è messo, visto? Sì, ma saranno uscite sciacque al finale, perché sennò Eva mi chiamava per dire, vedi che se non ha di sera. Mi chiama ogni momento quando gli succede qualcosa, quindi mi sa che non è andato bene. Se no, quella mi riempiva di messaggi su WhatsApp. Ma comunque, ragazzi, secondo me domani farà un po' freddino. Avellino, bella città, Avellino. Avellino si mangia bene. Ma mio fratello si era fissato che vuole andare a Monteforte Irpino. Ma ha detto che vuole andare a Monteforte perché là fa più freddo. Ma quello già qua fa freddo, mo. I temporali che stanno... Boom, boom, boom. Mio fratello Camillo ha detto domani lavori fuori. In che senso lavori fuori? Fuori all'aperto o fuori città? Cioè fuori in senso fuori fuori. Cioè all'aperto e se piove. Sì, lo so, fa freddo a Monteforte, perciò ho detto che cazzo andiamo a fare. Mio fratello sta fissazione di andare nei posti dove fa freddo. No, devo dire la verità, stasera fa freddino, ragazzi, la verità. Io non sono un tipo, diciamo, freddoloso, però stasera si sente. Se vedete queste nuvole bianche, questo è freddo, guarda, te le faccio vedere, vedi? Ci sta questa nuvola bianca che sarà freddo proprio, guarda. Vedi? Questo è freddo al finale, ragazzi, guardate. È cambiata la temperatura, vedete? Queste nuvole sono fredde. E di solito io a quest'ora non sono mai stato a mezze maniche, sempre senza maglietta, quindi per tenere la maglietta addosso è segno che fa freddino un poco, eh. Non sono da magliettina io. Ho fatto fino a ieri senza maglia. Però stasera, stando qui fuori la finestra, si sente un po' la temperatura abbassata, eh. Penso pure a Caserta, no, grazie, penso di sì, la voglia. No, no, l'altra volta ti ricordi, era un demone, mamma, che parlavamo di cose strane e uscì quella faccia. No, stasera fortunatamente sono nuvole compatte, non nuvole strane, come li chiamiamo noi. Vedi, ha fatto un'altra volta un bel lampo. Acceso il riscaldamento, salute. Fa freddino allora, fra? No, qua no, ancora fortunatamente ancora no. Ma se continua così, mi sa che dobbiamo accenderli. Però secondo me Salerno è presto, Salerno poi non è una città molto fredda, però oggi si sente, magari dico che ho la febbre, ma ma è incoronata, vero? Ciao Michela, buonasera, buonanotte. Ma davvero, cioè lavori fuori all'aperto in corona? Cioè senza copertura?
se piove come fate? Cioè lavorate sotto la pioggia? Non ho capito sta cosa, mo. Cioè, metti piove, lavorate sotto l'acqua. Beh, che ne so, io in Corona sotto un capannone, sotto qualcosa coperto. Un Covid. Oramai chiunque tiene un po' di febbre tiene il Covid. Come hai 37,1 Covid? Eh sì, mettiamo la giubba. Che fai con la giubba? In Corona sempre l'acqua addosso ti va. Guarda, lo so, no, però secondo me le signore che io conosco a Striano, vicino Napoli, che fanno questo mestiere come fai tu, stanno al chiuso sempre, lavorano sì con l'acqua, tutti, però stanno a coperto al finale, eh. Hanno i rulli che camminano e quindi non si devono mettere a pecora ogni secondo a prendere giù qualche cosa, quindi stanno in posizione retta, quindi non è che si abbassano ogni momento per pigliare broccoli o altro da terra. Lo so, in Corona queste signore qua invece vengono messe le cassette da pulire, da fare tutto ciò su un carrello che di rulli che cammina e stanno in piedi, cioè stanno erette, quindi non si abbassano e stanno sempre in piedi 8-10 ore, 12 ore, però stanno in piedi. Cioè non si abbassano a pigliare sta roba, eh. Cioè stanno col rullo che cammina davanti a loro, prendono le cipolline, i broccoli, puliscono e non si abbassano mai, eh. Ci sta un ragazzo che mette le cassette sul carrello che cammina piano piano e le signore poi puliscono i broccoli, puliscono tutto, quindi poi c'è il rullo che li lava, poi ci sta una sequenza, diciamo. Quindi vengono lavati, poi vengono puliti, poi ci stanno delle signore più avanti che li confezionano, quindi è tipo una catena di montaggio. L'ho visto perché ci sono stato. Quando andavo a prendere il mio amico per andare a Torino, mi fermavo lì mezz'ora a guardare mentre il mio amico si preparava le valigie e guardavo ste signore. Quindi i finocchi arrivavano sul rullo, passavano nell'acqua e li lavavano, le signore li pulivano, sa, le imperfezioni, poi le altre signore le chiudevano in sigilli e poi sul pallet un ragazzo li metteva sul transport e li metteva nel camion. Invece no, le signore anche i broccoletti li lavorano dentro al finale, queste qua. Quindi l'ho visto di fare i broccoletti e fanno come ti ho detto io. Arrivano le cassette con i broccoletti dentro e passano su questo rullo e le signore li puliscono. Poi vengono lavati, poi le altre signore le vengono in ambiente chiuso, quindi un ragazzo piglia il muletto e porta la pedana e poi mette le cassette sul rullo, quindi è tutto bello organizzato, quindi non ti devi abbassare, non ti devi alzare, stai bella sempre dritta e stai lì 10 ore, purtroppo 8 ore, poi dipende da quante ore ti fanno fare. Però perlomeno non ti abbassi ogni 10 minuti, ogni quarto d'ora, se non di più. Quindi diciamo che perlomeno la schiena non ne soffre. Invece immagina che ogni volta ti devi abbassare, prendi qui, prendi qua, prendi qua, prendi qua, invece là no. Là è come avere un piano alto fino al petto e stai comodissimo. Ti metti lì, stanno tutte belle, uno infila l'altra e puliscono. C'è chi pulisce, c'è chi imballa, c'è chi lava, ognuno fa una cosa poi. Vedi, in corona è uscita la faccia, vedi qua la faccia della demone, guarda. Questa pare c'è il collo, è un occhio, la bocca e il naso. Guarda adesso in corona, vedi? Questo qua proprio di faccia a noi, guarda. Eccolo qui, vedi? Il demone è arrivato, in corona è parlato. Eccola qua la figura mistica. C'ha il cappello pure, vedi? L'occhio, il naso, la bocca e il collo. Eccola qua, la nuvola brutta.
Quindi ecco qui è arrivato il demone, ragazzi. La nuvola che fa paura. Sembra un collo lungo con una bocca enorme, un naso e un occhio con la fronte e poi un cappellone e poi è arrivato pure il fulmine. Quindi notte horror. Sì, immagini in corona, ti abbassi e ti alzi, ti abbassi e ti alzi. E la schiena come cazzo fai? Sembra Kruger. Gli anelli vertebrali esultano, fanno l'applauso. Freddy Krueger. Sì, sì, dopo glielo manda Avvocatello. 1 e 2, filastrocca Nightmare, sai, quella mi piace. Gliela mando come sveglia al finale, Avvocatello. Alle 3 di notte, perché la controllo è più bella, capì? L'altra volta l'ho mandata incoronata alle 3. Ha detto la devi mandare ad Avvocatello. Nightmare. Sì, però esagerati, ah. Ma tu devi dirglielo al tuo capo, dici stammi assente fratello caro, ho capito che ce lo vuoi mettere, però non è che ce lo puoi lasciare tutto il giorno poi. Io così gli direi, ho capito pure che ce lo vuoi mettere, però non è che ce lo devi lasciare tutto il giorno poi. È pazzesco, ma a parte gli scherzi, proprio, questo è un lavoro proprio massacrante. Ma il discorso è questo, incoronato, sei giovane, hai 54 anni, vabbè, hai ancora forza, ma per quanto ancora riesci a farlo, questo è il discorso, quindi purtroppo la schiena si usura, non è che il problema dice vabbè è solo adesso, poi non lo faccio, no, quello che ne so, fino a 67 anni. No, ma figurati Antonio, no, abbiamo detto così, ma figurati, quindi abbassarsi a ogni momento, non puoi farlo per 54, dovresti farlo per altri 12 anni. Non credo che altri 12 anni resisti a fare così, cioè andare in pensione a 67 anni, quindi tra 12 anni non credo che ce la fai. Io spero che ce la fai, però se già ora ci sono problemi con la schiena, figura, quello qua non facciamo nulla e ci fa male la schiena. Lo so, in corona che fai, lo so, non si mette in dubbio, ma di trovare qualche cosa un po' meno pesante perlomeno. Io non dico di abbandonare il lavoro, dico di vedere se riesci a trovare qualche cosa che riesci a guadagnare più o meno gli stessi soldi, ma con meno lavoro. Poi sei una che si vede che ti butti a fare tutto, quindi non è che ti manca. Poi il lavoro per le donne, diciamo, si trova molto più facile per gli uomini. Quindi questa è la mia cosa, di vedere se riesci a trovare qualcosa di meno pesantuccio, diciamo così, perché qua non è pesante, qua è distruzione totale. Questo neanche un ragazzo lo farebbe, guarda, sinceramente. C'è anche il bustino, comunque. Semmai diglielo, guarda, io ho problemi di schiena, fammi fare i mazzettini e gli parli chiaro, guarda, io non posso abbassarmi ogni momento perché ho problemi con la schiena, quindi cerca di farmi lavorare in una posizione eretta, diciamo, quindi potresti anche parlare, dire, Sam Assent, io non posso, mamma mia che flash che ha fatto ragazzi, perché la schiena è consumata. Non dico però mi fate 3 giorni così e 3 giorni me li fai fare così. No, Andò, ma figurati, noi l'abbiamo detto, forse ma così, ma noi scherziamo, Andò, ma figurati. Tra di noi poi, qua sta facendo dei lampi, ragazzi, proprio pazzesco, però non piove, eh. Sta facendo solo dei flash, quindi delle foto. Però la signora avvocatella mi sa Mimone, quindi ha visto il freddo, ha visto la pioggia, ha detto buonanotte, voglio.
è bellissimo, no? A me ogni tanto qua mi fa paura quasi, però l'altra volta un fulmine colpì qui vicino, sì, ho sentito un rumore proprio, un boato proprio, forte, proprio straccia tutto, proprio queste nuvole sono proprio di freddo, ragazzi. No, la verità è che qua ci sta un leggero vento, mamma mia, guarda là, guarda qua. Stasera foto, lascia metti in posa, ragazzi. Vai, siamo pronti? No, fa sta allarme. Comunque, portava maltempo e così sarà. Il signor Alfonso, allora, di fronte a me c'è la costiera amalfitana, quindi, allora, in questa direzione qua, dove stanno questi campi e la sciarpa, c'è la costiera amalfitana dietro, quindi ci sta Vietri sul mare, Amalfi, tutte queste robe. Qua, così come vedi, è la lungomare di Sarno. Se scendiamo di qua, invece andiamo verso Reggio Calabria. E invece da lei andiamo dalla Signora Grazia, quindi Avellino, Caserta, Napoli e a salire a nord. Quindi questa è la direzione. Di fronte a noi è la costiera amalfitana, quindi Sorrento, Maiori, Minori, tutta la costiera amalfitana. C'è la montagna davanti, quindi giustamente non si vede. Quindi c'è Capri, Ischia, però non si può vedere perché sta questo montagnone di fronte. Quindi non è possibile vedere. Guarda qua, va. Quelle che fanno i mazzetti non sono buone a nulla. Si imparano, in corona gli deve dire. Se non sanno fare... Ah, quelle che fanno i mazzetti non sanno pulire bene, quello è il problema forse. Cioè, le ragazze... Però secondo me dovrebbe trovare una soluzione per non farti abbassare ogni momento. Cioè, come ho detto io, di mettere queste cassette in posizione perlomeno che non ti devi abbassare ogni volta, quindi mettertele in posizione orizzontale su un tavolo, un piano di lavoro e glielo dici, cioè metterli su un tavolo di lavoro e lavorarli così, senza che ti abbassi ogni secondo. Almeno la schiena ce la fai, fai tutto il giorno e non risenti nulla, voglio dire io, male che va, ti faranno male un po' le gambe, ma fidati, io col lavoro che faccio, stare in piedi, dopo un po' ti passa, in effetti la prima settimana ti fanno male i piedi, dopo 2 settimane non senti più nulla. Sì, sì, ho capito che lo so che non sei solo tu a pulire, però secondo me tutte quante voi dovreste parlare col vostro capo e dire, senti, ma sti broccoletti, queste cassette da pulire, se le possiamo fare su un piano in modo da non abbassarci ogni... In una casa famiglia, sì, sì, ci sono persone un po' particolari e fa 2 notti consecutivi, salute, quindi lavora di notte in effetti, o tutto il giorno. Pure qua a Salerno ci sta 2 case famiglie ci sono qui. Le case famiglie, cioè le persone che non stanno tanto bene economicamente, persone che hanno bisogno di aiuto, queste persone qua, diciamo, persone che un po' particolari, diciamo così, ma sì, lì a giro in effetti, Antò. Quindi sono i turni, quindi tocca a tutti quanti fare la notte a finale. Quindi in effetti anche qui fanno 8, 16, 24, quindi fanno mattina, pomeriggio e notte, anche qua, eh. Quindi è un giro in effetti, ogni 8 ore c'è un turno, quindi una volta fa... Anche qui è così, andò, eh.
se è a turni, quindi se 24 ore. Stasera la vedo proprio flash, ragazzi, qua, eh. Mi sa che dopo, sai che faccio dopo? È buono, io dopo più tardi metto il cellulare fino all'alba e voglio registrare il temporale, quindi dopo preparo l'altro cellulare e mi faccio una live di notte, così registro tutti i temporali, voglio vedere se ci riesco. Stamattina si è spento verso le 5, secondo me, non ho visto l'alba. Ieri mattina invece ci sono riuscito. Quindi adesso l'ho messo a caricare il cellulare. Dopo, quando prima di andare a letto lo metto e registro, faccio live streaming notte. Quindi se vedo qualche UFO, poi la mattina lo ricontrollo e vedo se ho registrato qualcosa di anomalo. Però stasera almeno registro i fulmini, quindi qualcosa può darsi che dentro un fulmine vedo qualche UFO, quindi stasera è la serata adatta per mettere tipo il cellulare a tipo webcam fisso. Ciao Pietro, sì, così stiamo scattando due foto un po' qui per perdere un po' di tempo. Sta arrivando un bel maltempo, credo. Sì, sì, comunque vado pure io, ragazzi, perché qui fa freddino, voglio farmi una bellissima doccia calda calda. Quindi dopo questo freddo che ho preso qua davanti mi vado, mamma mia bella, a fare una grandissima doccia calda calda bollente. Quindi ragazzi qui fa freddino, la verità, eh? Nuvole da neve vedo proprio. Sembra proprio neve. Ok, quindi incoronata, domani mattina buon lavoro, inserisci bene, mi raccomando. Vi auguro buonanotte a tutti ragazzi. Ci sentiamo domani, quindi incoronata, inserisci bene, mi raccomando, perché sennò dopo, mamma mia, bene. Ragazzi, un saluto da Salerno e qui se volete stanotte, se qualcuno non riesce a dormire, troverete la live senza di me, però perché io dormo, ragazzi, quindi qualcuno che vuole vedere il temporale, lo tutti.